Buonasera e benvenuti dalla redazione di Pordenone. Dopo la sospensione per 20 giorni del Ryan Pizza e Kebab di via Mazzini, avvenuta lo scorso 10 maggio, nel tardo pomeriggio di oggi il questore di Pordenone ha disposto la sospensione di un altro locale, il Queen's Bar di Piazzale Ellero. Sospensione per 30 giorni. Il provvedimento è stato adottato, recita il comunicato, a causa dei gravi episodi per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per le attività violente che hanno originato nella cittadinanza una percepita e oggettiva pericolosità sociale, rendendo necessario più volte l'intervento delle forze dell'ordine. Il locale era finito nel mirino della polizia già nel corso della recente operazione antidroga della squadra mobile di Pordenone dello scorso 19 aprile, quando era stato anche sottoposto a perquisizione. Oggi, ad aggravarne la situazione, l'accertata vendita di stupefacenti a ragazzi minorenni, l'ultima avvenuta nel pomeriggio di domenica 13 maggio. Lo abbiamo appena visto, l'arrivo del nuovo questore sta dando una stretta alla delinquenza in città. Ad apprezzarne il lavoro, nonostante la carenza di risorse, il sindacato FSP Polizia di Stato. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Abbiamo visto a Pordenone con l'arrivo del nuovo questore subito un segnale con la chiusura, con la sospensione anzi dell'attività del kebab di Viale Mazzini. Sì, questo è un ottimo segno, direi, perché il nuovo questore è riuscito in poche settimane da quando è qui a Pordenone a dare un segnale alla cittadinanza con quel poco personale che è rimasto nella questura di Pordenone, no? Ricordiamo che già 6 persone lasceranno il servizio venerdì, siamo già nel 2018, e altre 10 persone andranno via entro la fine dell'anno, quindi ritengo che Pordenone, con il numero di personale che ha, è riuscito a ottenere un ottimo risultato, ma ottimi risultati anche nel campo della droga. Abbiamo assistito a una grossa retata nel Parco Querini pochi giorni fa, e quello che rimane della mini delinquenza si è ripresentato. Anche lì siamo stati molto bravi, gli operatori della Polizia di Stato sono stati bravissimi nell'intervenire e recuperare anche della droga, purtroppo sempre a carico di minori. Questa è la cosa che più ci spaventa in questo momento. Abbiamo parlato di minori e di spaccio, è arrivata questa nuova app che è sbarcata anche a Pordenone, YouPol, che permette proprio ai giovani di mettersi in contatto con le forze dell'ordine e di fare delle segnalazioni. Sì, è un'ottima iniziativa voluta proprio dal Dipartimento, che in questi giorni, entro questa settimana, sarà attiva quasi in tutta Italia. L'abbiamo visto ieri presentata a Pordenone, avete fatto un ottimo servizio e direi che fa parte di quel sistema sicurezza, purtroppo, di quei reati proprio a carico di minori che a volte lasciano il soggetto in emarginazione, è sicuramente una fonte di sofferenza. Cambiamo argomento. Stamattina alle 9:30 si è verificato uno scontro frontale fra 2 autovetture sul ponte di Dignano.